Messina vuole intervenire? Sì, ma io credo che debba essere chiaro a tutti. Io sento gli interventi, facciamo le riforme, poi rallentiamo, poi acceleriamo e tutto. Io credo che debba essere chiaro a tutti, è finito il tempo dei giochini, o si fanno le riforme o non si fanno, non c'è più tempo da perdere, perché se no avanti non si va. E sulla posizione di Grasso, io devo dire, esprimo totale disappunto, perché il Presidente del Senato di fatto ha notificato al suo partito di avere al Senato la sua corrente, composta da 25 senatori. Questa è la verità dei fatti, è una minaccia al percorso di cambiamento. Una minaccia? Al percorso, certamente, perché se c'è una proposta del suo partito che però, come diceva Allora, attenzione, va bene, ritiro la domanda. Se come diceva, vorrei finire, se mi fai completare. Prego. Se come diceva Fiano, il suo partito a stragrande maggioranza, perché è così, ha deliberato una proposta di riforma e la porta in Senato, e il Presidente del Senato, che dovrebbe essere terzo rispetto a questo, dice: ma state attenti con la riforma che portate, perché già in 25 sono d'accordo con me che il Senato va mantenuto, vanno mantenute le elezioni del Senato, quindi vanno mantenute le prerogative. È chiaro che un senso politico deve avere, non ha parlato da Presidente del Senato, permettetemi, ha parlato da leader politico di 25 senatori che la pensano diversamente rispetto alla proposta che il PD ha votato a stragrande maggioranza. Da leader Questa politico? è la realtà.